Auchan Bussolengo, Serie C femminile ma anche Serie C maschile. Una squadra cambiata quel po' che basta per fare meglio della passata stagione. Abbiamo cambiato poco, ma quel poco è stato sostanziale perché l'esperienza di Dell'Avventura e il ritorno di Adami, che è un nostro giocatore che era andato a fare un'esperienza in B1, hanno portato sicuramente qualità ed esperienza alla squadra, che l'anno scorso da questo punto di vista era un po' deficitaria, e credo che i risultati si vedano. Partite che magari l'anno scorso soffrivamo di più, quest'anno vengono a casa con più facilità e magari con un punteggio più netto. Parliamo di Davide Dell'Avventura, un centrale d'esperienza ma con la fisicità di un giovane. Mi stupisce perché a 42 anni salta ancora come quando ne aveva 20. È una figura sì che dà, diciamo che una squadra di giovani così che tende a demoralizzarsi. Lui quando è davanti a volte sei messo male, gli dai la palla a lui anche se è staccata da rete, lui te la mette giù lo stesso e questo ti fa respirare. E allora andiamolo a conoscere Davide e capiamo quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Bussolengo. Ho trovato un ambiente, come l'hanno sempre scritto, un ambiente genuino, un ambiente serio, dove la gente ha voglia di lavorare e ha voglia comunque di far crescere i giovani, cosa che oggi in provincia di Verona succede poco, cioè è ancora una delle poche società dove i giovani vengono fatti crescere. Accanto ai più anziani ci sono anche molti giovani che vantano una carriera tutta al Bussolengo. Io ho iniziato sempre qui a Bussolengo, ancora quando ero in seconda media, e cioè ho fatto tutte le categorie giovanili e diciamo che abbiamo avuto abbastanza soddisfazioni perché abbiamo quasi ogni anno vinto sempre il campionato, cioè classificandoci o primi o secondi. E la mia soddisfazione grande è stata, cioè le mie più grandi soddisfazioni sono state il campionato provinciale Under 18, dove diciamo che ho avuto possibilità di esprimermi molto. Infatti l'anno successivo sono stato introdotto in prima squadra in Serie C, ormai sono 4 anni che gioco qui. Il campionato per ora sta andando alla grande, la continuità nel gioco è l'arma in più dei ragazzi e dunque è lecito sognare. Bisogna vivere di sogni, perché penso che comunque il fatto di poter pensare di raggiungere il playoff sia un obiettivo che non mi sembra che sia del tutto irraggiungibile. Cioè, credo che anche se i ragazzi lo capiscono, ci sono squadre sicuramente più esperte di noi. Però insomma, abbiamo visto che negli scontri diretti, a parte Tencarola che abbiamo perso male, con Togneto, così con Castellana che è una buona squadra, insomma ce la siamo giocata al tie break, quindi sperare è lecito, insomma, ecco. Se il tecnico parla di obiettivo playoff, all'Auchan Bussolengo c'è chi si sbilancia ancora di più. Visti gli andamenti delle partite, cioè, pensiamo di poter arrivare a una promozione magari ai playoff, sicuramente. Se il campionato procede bene, la Coppa Veneto potrebbe riservare addirittura maggiori soddisfazioni. Se tutto va come speriamo che vada, c'è la finale che dovrebbe essere a Montebelluna, nel caso che vinca Collebrico, che è la prima del nostro girone contro il Belluno, in casa loro, quindi vedremo, sarà una doppia rivincita speriamo, o se no un doppio rincontro. E se è vero che in finale potrebbero arrivare l'Auchan ed il Collebrico, significa che questo è un girone davvero tosto. Di 4 semifinaliste 3 sono di questo girone, è un segnale molto forte, è un girone secondo me molto tosto, soprattutto per le prime 6-7 squadre. Sono squadre veramente combattive, create proprio tutte per playoff o comunque per la promozione, per cui è vero, questo girone è indubbiamente quelli della C quello più forte tecnicamente che c'è sulla piazza.